Un cordialissimo saluto a tutti gli intervenuti e porto il saluto della città, in particolare un saluto va agli ospiti e ai relatori che con me siedono attorno a questo tavolo. Accanto a questi saluti di tipo formale, se mi è permesso, vorrei affrontare con voi una brevissima riflessione, perché credo ci debba essere un concetto da cui partire, che è stato anche in questi giorni richiamato con forza dal presidente Napolitano a Padova, che è sempre più necessario operare a favore di un forte sviluppo delle autonomie locali. E per noi questo impegno significa avere come obiettivo prioritario la valorizzazione, in particolare di quella ricchezza socio-culturale valoriale di questa terra, di questa area di confine, qual è appunto il Veneto orientale, dove, posso dire, da sempre si sono incontrate in una sorta di felice interscambio queste terre tra il Veneto ed il Friuli occidentale. Noi l'abbiamo detto in diverse occasioni che la nostra amministrazione non è interessata alla istituzione di una provincia autonoma o al passaggio di regione. Ci interessa invece, perché è molto stimolante, conoscere tutta la evoluzione di proposte per lo sviluppo sia della nostra città, del nostro comprensorio e dell'intera area del Veneto orientale. È chiaro che noi sempre da tempo abbiamo iniziato un dialogo, abbiamo sempre ricercato con grande spirito di apertura una collaborazione con le terre friulane, a noi molto vicine non solo in termini geografici, anche perché ci accomunano alcuni temi dai quali non si può assolutamente prescindere. Ne cito solo alcuni. Abbiamo dal problema dell'acqua, che è un problema molto sentito e ricorrente, al tema delle infrastrutture, ai temi delle attività economiche, commerciali, intermodali, per arrivare anche al tema dell'università. Innanzitutto partiamo dalla consapevolezza che Portogruaro può essere protagonista ed anche referente proprio in termini progettuali per questo territorio, non solo perché può sfruttare la sua centralità geografica, ma soprattutto per le sue caratteristiche e per la sua posizione di tipo logistico. E qui c'è l'assessore regionale Stivaldi, che può testimoniare come oggi questo territorio debba in qualche maniera rimanere sempre con le antenne molto ben alzate attorno ad importanti decisioni quali ad esempio la terza corsia dell'autostrada, il problema dell'ospedale, il problema del tribunale e non ultima l'alta velocità e l'alta capacità di cui poi dirò. È chiaro che tutto questo deve essere posto, messo in campo, sulla base, come dicevo prima, delle vocazioni di questo territorio, attraverso una sostenibilità che deve essere però una sostenibilità reale. È chiaro l'intendimento e la volontà da parte di questa amministrazione di cooperare con tutti i comuni della Venezia orientale
La legge 16 regionale ha istituito la conferenza dei sindaci, unico esempio che possa rappresentare oggi che cosa significa il governo del territorio, con la provincia di Venezia, con la regione del Veneto, ma è chiaro, come lo dimostrano i fatti da tempo, noi vogliamo costruire, continuare questo ponte con il Friuli occidentale, con cui esistono già da tempo relazioni e rapporti di reciproca collaborazione e anche di intesa. Come prima preannunciavo, proprio in queste ultime settimane si è aperta anche nel nostro territorio un ampio dibattito sulla costruzione dell'alta velocità e dell'alta capacità. Una tematica che dovrà essere affrontata, ritengo, con grande pragmatismo, senza rinunciare a mettere subito alcuni punti fermi, perché noi non ci siamo mai espressi nei confronti delle grandi infrastrutture con una negazione, non abbiamo mai detto di no, però diciamo sì, ma nelle condizioni e nei sistemi che consentono di poter capire, di poter insieme valutare e decidere. E il tutto all'interno, ripeto, della collaborazione strategica di questo territorio, quindi anche con un confronto legittimo e leale con le istituzioni non solo sovracomunali, ma anche con i territori confinanti. Approfitto dell'occasione per dire che in questo tema lunedì 22 novembre presso il municipio di San Vito al Tagliamento ci sarà un incontro organizzato dal Comune di Portogruaro, dal Comune di San Vito e dal Comune di Pordenone per capire, assieme alle realtà economiche che vi operano, quale opportunità rappresenta in particolare l'alta capacità, perché non è ancora chiaro, non si può comprendere come fortissimi investimenti in aree attrezzate tipo Ponte Rosso o l'interporto di Pordenone, visto che l'obiettivo che tutti enunciano teoricamente è quello di togliere i mezzi pesanti dalle strade e mettere le merci lungo la ferrovia, riuscire a capire questa opportunità, che tipo di sbocco potrà avere, soprattutto per quanto riguarda al di là del tracciato che le due regioni stanno proprio in questi giorni, sotto il profilo del progetto preliminare, portando a terra. Chiudo dicendo che giornate come quella di oggi sono giornate importanti, soprattutto perché consentono un confronto di idee in un ambito che non è sicuramente un ambito di un club, ma diciamo in un ambito istituzionale vero ed importante, proprio perché cerca di unire territori e soprattutto cerca di unire delle comunità. È altrettanto vero che questo tipo di iniziativa sollecita l'impegno di tutti a fare in modo che si possa, in maniera di arrivare a pensare che ci sono prospettive diverse, ma in un confronto che consenta poi di raggiungere dei risultati concreti e, lo ribadisco, soprattutto a vantaggio delle nostre comunità. È evidente che tutti gli obiettivi che ci si pongono devono avere delle basi coerenti e realistiche, anche perché, come ha avuto modo di esprimersi proprio ieri visitando questa terra, l'architetto Mario Botta ha detto che questa città e questo territorio merita di essere salvaguardato perché le sue peculiarità e le sue bellezze sono tali che anche queste comunità meritano di non disperdere quel grande patrimonio che chi ci ha preceduto ci ha consegnato.